Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Continua la lotta delle forze dell'ordine allo spaccio di droga. A Padova arrestato grazie all'app YouPol un tunisino che era già stato fermato per un regolamento di conti. Andiamo a Brusegana da Chiara Gagliani e da Federico Cibotto per la parte tecnica. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Federico Cibotto ci troviamo nel parco dove era avvenuto il regolamento di conti di cui parlavi, di cui possiamo anche proporvi delle brevissime immagini. Questo risale allo scorso 20 giugno, un gruppo di tunisini aveva atteso l'uscita dal supermercato di un altro 27enne connazionale e avevano iniziato un inseguimento esplodendo addirittura dei colpi di pistola che poi si è rivelata essere a salve. Di questo gruppetto faceva parte il 22enne clandestino che all'epoca era stato fermato e accompagnato poi in un centro per il rimpatrio di Torino, da dove poi è ritornato a Padova, ancora qui nel quartiere di Brusegana, dove un cittadino lo ha visto saltare la recinzione di una casa abbandonata e ha pensato bene, per fortuna, di usare l'app YouPol della Polizia di Stato per segnalarlo. L'intervento delle volanti ha permesso di fermare questo cittadino tunisino che dopo un breve inseguimento, una breve colluttazione è stato arrestato. Aveva con sé 27 dosi di cocaina già pronte per essere spacciate della polvere bianca che avrebbe confezionato. Un arresto che è stato convalidato con la misura del divieto di dimora in città. Il questore Marco Odorisio per lui ha disposto per questo tunisino ancora una volta l'accompagnamento al centro per il rimpatrio di Torino. Tra parentesi, qui aveva anche ingaggiato una RIS ed era stato arrestato, ne era nata anche una rivolta al centro per il rimpatrio prima di tornare a Padova. Adesso appunto il ritorno a Torino per poi vedere insomma se questo tunisino sarà rimpatriato. Come vedete insomma una vicenda che lascia davvero molti punti di domanda in noi cittadini, che da un lato vediamo le forze dell'ordine intervenire e agire e poi di fatto insomma agire tante volte con le armi spuntate perché questi delinquenti tornano a vendere droga ancora una volta in città per poi essere rifermati. Direi che è tutto. Questa sera vediamo insomma se riusciamo anche a farvi sentire alcune voci dei cittadini di Brusegana nei nostri servizi. Direttore, ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica e ti restituisco la linea. Grazie molte a Chiara Gagliani. Oggi in regia Tony Esposito, Edoardo Paris. Andiamo avanti con queste bande di ragazzini che si dedicano ad attività che sono ovviamente legalmente perseguibili perché sono atti di vandalismo e anche aggressioni. Ad esempio a Ponzano Veneto una baby gang ha lanciato bottiglie dai lati della strada alle auto in corsa e in un caso un automobilista che si era fermato è stato aggredito con lo spray al peperoncino. Sentiamo il suo racconto al microfono di Francesca Bozza. Quando torno a casa da lavoro cerco di evitare la strada o di cercare se sono in zona per capire dove poter andare per non poterli incrociare. Sono passati alcuni giorni, ma lo shock è ancora vivo in questo ragazzo di Ponzano, vittima di un gruppo di ragazzini che da qualche settimana si diverte, si fa per dire, a lanciare bottiglie d'acqua contro le auto in corsa. Ma stavolta il gruppo, si tratterebbe di giovanissimi tra i 15 e i 20 anni, si è spinto ben oltre. È circa mezzanotte e mezza e 32enne sta rientrando a casa dal lavoro quando all'altezza della chiesa di Merlengo si imbatte nella baby gang. È che mi vedo lanciata nel bel mezzo del buio una bottiglietta d'acqua sul cristallo, mi fermo per verificare cosa fosse successo, sono sceso, ho chiesto ma cosa cavolo state facendo? E al secondo cosa cavolo state facendo non sono nemmeno più riuscito a finire la frase in quanto sono stato travolto da questo spray, una bombola effettivamente. Lì nel mentre mi è sembrata addirittura grande quanto un mini estintore che mi hanno travolto con questo spray di peperoncino, il quale poi mi ha causato forti bruciori.
A seguire da casa quanto sta succedendo, la compagna dell'uomo con lui al telefono in quel momento. Ho chiesto a lui se avevano colpito con qualcosa, se avrebbero sparato, accoltellato, perché non ti viene mai in mente una roba del genere. E lì, quando sono uscita dalla terrazza di casa, ho sentito le sue urla. Dopo essere stato investito dalla sostanza urticante, il 32enne distinto si volta in auto, ha una bottiglietta d'acqua che si rovescia sul viso, letteralmente in fiamme. Non riuscivo più a vedere nulla. Io sono arrivato a casa urlando, sì, tenendomi aperti gli occhi con una mano e guidando con l'altra. Ho lasciato la macchina in mezzo alla strada, mi sono buttato letteralmente a terra nell'asfalto urlando. Sono arrivato a, possiamo dire, a gomiti fino al giardino. La vittima è costretta a rivolgersi al pronto soccorso per le cure del caso. Il bruciore continuerà anche nei giorni successivi. Ma il solo lancio dell'acqua avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Se il 32enne avesse avuto il finestrino aperto, avrebbe potuto perdere il controllo della sua auto. Sono diverse segnaletiche. Murette, di conseguenza sì, basta un attimo, specialmente così al buio di notte. Superato il dolore fisico, resta ora quello psicologico, più difficile da guarire. La paura di uscire di casa, la paura per i propri familiari. L'ha segnata questa vicenda? È un'ansia costante, veramente un'ansia costante. Vanno presi e assegnati ai lavori socialmente utili, no? Magari a curare, ad assistere gli anziani negli ospizi, a dare qualche contributo nella manutenzione delle strade, a raccogliere le foglie, ecco, no? Così magari ci ripensano. E quanto è accaduto al 32enne di Ponzano, tra l'altro non sarebbe un caso isolato, sono diverse le segnalazioni di lanci di bottiglie contro le auto in corsa anche in altre zone. Potrebbero essere gli stessi ragazzi che bivaccano per notti intere nei parchi cittadini. Ancora Francesca Bozza. Sfortunatamente quello che è accaduto intanto è una cosa gravissima, inaudita, e sono cose che non si dovrebbero nemmeno pensare. Quanto sta accadendo nelle ultime settimane preoccupa il sindaco di Ponzano per le conseguenze che simili azioni, guai per Baseggio chiamarle bravate, potrebbero avere. E purtroppo non si tratta di casi isolati, diverse le segnalazioni giunte al primo cittadino in questi giorni. Alcune volte chi ha ricevuto la bottiglia d'acqua o l'acqua è anche tornato indietro in cerca di capire chi era stato, in altri chiaramente è scappato. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili che potrebbero essere stati immortalati dalle telecamere installate vicino alla chiesa. Mi auguro che qualcuno venga assicurato alla giustizia, nel senso che queste persone, se sono minori, quindi i genitori, se sono maggiorenni loro, rispondano davanti a una denuncia che è stata fatta. E noi recentemente, tra l'altro, abbiamo anche censito alcuni gruppi di ragazzi che frequentano in ore notturne i parchi, dove tra l'altro è anche divieto il bivacco. Se poi questi nomi coincideranno, insomma, noi in un certo senso già potremo sapere chi è stato. Quello che si vuole capire infatti è se i responsabili di questi episodi sono gli stessi che bivaccano per notti intere nei giardini comunali tra alcol e urla. L'ultimo episodio segnalato sabato scorso, protagonista una decina di giovanissimi. Facevano chiasso, però si vedeva che erano alterati. Uno sicuramente era ubriaco, era sostenuto da sotto le braccia da altri due, a petto nudo. Dopo verso le 7:30 se ne sono andati. Hanno lasciato il disastro, una spazzatura a non finire. E sono probabilmente quelli che poi si macchiano di episodi così che secondo loro probabilmente sembreranno che simpatici e comici, in realtà sono preoccupanti, perché questo ragazzo poteva capitare di perdere il controllo, di sbattere. Per i responsabili potrebbero scattare denunce, mentre il sindaco pensa un lavoro socialmente utile è ciò che si meritano, almeno nella cura dei parchi. Poi chi fa invece un reato e anche delle lesioni personali risponderà per altre cose. Ma l'ultimo pensiero di Baseggio è rivolto alle famiglie di questi ragazzi. E mi chiedo le famiglie dove stanno, perché avere un ragazzo che torna a casa alle 7 di mattina, io credo che manchi qualcosa in questa società. Anche la fiducia, e forse bisogna cominciare anche a non fidarsi totalmente dei propri figli. Quello che sta accadendo in questa comunità, probabilmente anche nelle altre, come avviene a Treviso, è drammatico, pericoloso, e dobbiamo agire come società. Dalla prima pagina dell'Arena di Verona vediamo un incendio doloso, in 2 hanno dato fuoco all'auto, qui è troppo buio e non ci ascoltano. Un lettore dell'Arena di Verona che fa questa denuncia, è successo a Pescantina.
Atti vandalici al parco di Mussolente e anche la sindaca Bontorin, anche il sindaco Bontorin appoggia il progetto dei controlli di vicinato. Dopo gli ultimi episodi che vi abbiamo raccontato nei nostri TG con protagonisti ragazzini che hanno minacciato una coppia di residenti a Cassola, il sindaco Stangerlin ha annunciato il prossimo avvio dei controlli di vicinato per cercare di arginare un fenomeno che sta dilagando in tutta l'area del Bassanese. Tra i comuni coinvolti da atti vandalici a opera soprattutto di giovanissimi, anche Mussolente, dove nei giorni scorsi i soliti ignoti hanno tentato di danneggiare il nuovo parco giochi appena inaugurato. Abbiamo trovato una delle nuove giostrine con un tentativo di manomissione. Per fortuna niente di grave, siamo riusciti a risolvere in breve tempo, però davvero mi chiedo cosa porti questi ragazzi ad andare a togliere i bulloni da un certo tipo di giostrine, che poi se un bambino si fa male andrò in cerca dei responsabili. C'è molta preoccupazione da parte di chi amministra i nostri comuni, ci conferma Bontorin. Ci dobbiamo interrogare perché questi giovani vengono portati a fare un certo tipo di atteggiamenti. E un progetto di controlli di vicinato potrebbe davvero venire incontro al lavoro che stanno portando avanti amministratori e forze dell'ordine. È già da qualche anno che parliamo di controllo di vicinato a Mussolente. Qualche anno fa avevamo anche già inviato la preadesione alla prefettura, poi purtroppo tutto si era un po' fermato. Da quest'anno insieme al vice sindaco Feronato abbiamo ripreso in mano la questione, ci stiamo sentendo con la prefettura per riattivare tutta quella che è la parte burocratica, perché sappiamo di avere dei cittadini che già si sono messi a disposizione. Un bel progetto che ci permette di tenere monitorato in maniera maggiore il nostro territorio, soprattutto nelle zone che sappiamo essere più calde, sia appunto per vandalismi, per gang di ragazzi che girano per il nostro territorio, ma anche per i furti, penso al periodo invernale, quindi davvero un ottimo strumento che anche le forze dell'ordine, penso alla nostra polizia locale, ma anche i carabinieri della stazione di Romano appoggiano a pieno. Vandali sempre in azione, ladri scatenati in tutte le nostre province. Andiamo nella Marca, che è una delle province più colpite. Andiamo da Daniela Sizzia e da Simone Merlo, perché questa volta sono stati messi in fuga dal proprietario. A te, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, lo hai detto proprio tu, siamo a Pero di Breda di Piave, siamo a casa del signor Raffaele Donadi. Qui sono entrati 3 malviventi, tutti e 3 travisati con il passamontagna, sono entrati, hanno fatto il giro del giardino, poi ce lo facciamo raccontare dal proprietario, e sono stati messi in fuga grazie davvero ai 2 proprietari che si sono svegliati, hanno visto dalle telecamere l'irruzione di questi 3 malviventi e li hanno fatti scappare, li hanno messi in fuga. Fra l'altro questa non è la prima volta che questa abitazione viene presa di mira proprio dai ladri, e proprio nella serata sempre di ieri sembra che abbiano colpito anche in un bar di Bacil di Breda di Piave, quindi un altro colpo. Pochi giorni prima, adesso si sono accorti, avevano notato delle macchine transitare lungo questa strada a bassa velocità, probabilmente potrebbero essere proprio le auto che controllavano, i ladri che controllavano queste ville. Noi siamo proprio in compagnia del proprietario, intanto buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Senta, sono entrati intorno alle 10:30 di sera, da dove? Sono entrati dal cancello, uno ha saltato qui dal pilastro e gli altri 2 invece dietro la siepe in fianco al cancello. Una volta entrati hanno fatto il giro largo del giardino, praticamente si sono posizionati dietro la macchina. Una volta dietro la macchina la telecamera li ha inquadrati, li ha visti, si è accesa. La mia compagna, che non stava ancora dormendo, ha guardato il telefono e li ha visti. Una volta visti ha chiamato subito i carabinieri, ha svegliato me, abbiamo acceso le luci, alzato la zanzariera, però loro erano già scappati via, insomma. Tra l'altro qui avete anche ospite una famiglia con dei bambini, anche voi avete una bambina? Sì, certo, abbiamo una famiglia che aveva dei bambini piccoli e anche noi abbiamo una figlia di 11 anni che anche lei tremava perché era impaurita, insomma. Tanta paura ieri sera? Sì, sì. A pensarci dopo è andato tutto bene perché li abbiamo scoperti in tempo, però a pensarci dopo, siccome eravamo già stati puniti, sì.
Questo perché, direttore, questa abitazione è già stata colpita dai ladri 3 anni fa, sono entrati e hanno portato via di tutto. Sì, 3 anni fa ci hanno aperto i serramenti, hanno fatto danni ai serramenti, hanno preso la borsa della moglie, hanno preso le chiavi della macchina, hanno portato via contanti, orologi, roba, insomma. Sì, 3 anni fa hanno fatto disastri. È venuto qui anche il sindaco Cristiano Mosole. Sindaco, purtroppo di furti parliamo davvero quotidianamente, questo è un ennesimo, fortunatamente tentato colpo, uno invece c'è stato. C'è una percezione di insicurezza da parte dei cittadini? Certo, buongiorno a tutti innanzitutto. È una percezione di non sentirsi sicuri, non sentirsi protetti, e purtroppo mi viene da dire che non è una percezione, perché è un qualcosa che viviamo anche noi. Capiamo che in questo momento qua chi vuol fare il furbo l'ha vinta, la franca, perché non abbiamo noi come enti, non ce li hanno soprattutto le forze dell'ordine gli strumenti per, dopo c'è una normativa che evidentemente premia il malintenzionato. Si dovrebbe cambiare qualcosa, sindaco? Sì, è che si dice sempre bisogna fare una nuova legge. No, basta modificare quello che c'è, ma renderla certa, in modo che sappiamo che, per carità, non sarà semplice beccare i malintenzionati, perché si coprono però le indagini le forze dell'ordine le fanno. Se sanno che una volta beccato il colpevole questo paga per quello che ha fatto, allora ecco che si crea un circuito positivo dove tutti quanti fanno squadra, fanno comunità, e riusciremo effettivamente a ridurre questo fenomeno che ormai è diventato normalità, purtroppo. Sindaco, dover andare nelle case dove purtroppo entrano questi ladri, lei da primo cittadino? Non trovo neanche gli aggettivi per definirlo, sinceramente. Tocca dentro, perché ti senti comunque la responsabilità di quello che è successo, soprattutto perché ti senti le mani quasi legate, impotente, ecco, quindi è con grande tristezza e rammarico. Poi per fortuna non è successo niente, però già il fatto che uno sia entrato in casa è una violazione della proprietà della persona in ogni caso, quindi non possiamo che essere vicini, però con una amarezza, ecco, una grande amarezza. Come dormirà questa notte? Con le orecchie aperte, perché adesso ogni qualsiasi rumore si sente molto di più. Rimane la paura. Certo, soprattutto anche per la figlia, perché ha preso un po', insomma, ecco. Ecco, come direttore, come le ho detto, c'è stato un altro colpo, questa volta messo segno in un bar, una via che era stata controllata più volte purtroppo nei giorni prima. Ovviamente non si pensa mai al ladro, invece l'irruzione c'è stata. Noi proprio ieri abbiamo raccontato la storia di un'anziana che è stata visitata da 2 ladri che sono entrati, una coppia che gli ha suonato il campanello e gli ha detto che erano i nuovi vicini di casa. Questo è un nuovo metodo per entrare nelle case. Sono entrati e purtroppo gli hanno rubato davvero tutti, compresi i ricordi di una vita. Vediamo il servizio e poi, direttore, io restituisco la linea da Brada di Piave. Hanno suonato il campanello di un'anziana di 82 anni a Preganziol. A casa c'erano anche il marito ed una figlia disabile. Abbiamo acquistato la casa di fronte alla vostra, siamo i nuovi vicini. Non ha pensato a nulla di strano la vittima, visto che l'abitazione in questione era disabitata da tempo. Ma in realtà ad entrare una coppia di ladri. A raccontarci quanto accaduto è il figlio dell'anziana che vive all'estero e che è stato subito allertato dalla mamma. Sono entrati, mia madre gli ha offerto il caffè e tutto, si sono seduti, tutto. Nel frattempo l'altro, da quello che ho capito, è andato in camera da letto e ha raffatto quello che ha potuto, e ha raffatto abbastanza. Ricordi di una vita preziosi che l'anziana custodiva con amore, compresa una collana d'oro del nonno della signora. I malviventi, che parlavano in italiano ma con un accento straniero, forse tenevano la famiglia sotto controllo. Mio padre ha 92 anni, mia madre 82, una sorella che ha un'infermità a casa. Sono un target, un obiettivo facile, come la maggior parte degli anziani, soprattutto in questo periodo estivo d'agosto, che tanta gente è via. L'82enne è ancora sotto shock per il furto subito. Grazie a Dio hanno solo portato via cose materiali, nel senso che non li hanno picchiati, non gli hanno fatto niente, grazie a Dio. L'appello dell'uomo. L'appello che lancio io è che c'è gente cattiva in giro, di far entrare in casa
solo le persone che si conoscono. Punto. Appello lanciato anche dalla vice sindaca di Preganziol. Non abbiate remora di fare riferimento a vicini conosciuti o alle forze dell'ordine, la polizia locale e i carabinieri. Quando avete timore che la persona che sta cercando, vi sta chiedendo di entrare in casa non sia conosciuta, rivolgetevi a qualcuno che può esservi di supporto. Fondamentale, spiega, anche quella di aderire alle reti di vicinato presenti in tutte le frazioni. Ora, dopo la denuncia, le indagini delle forze dell'ordine per dare un volto ed un nome alla coppia di ladri. Grazie a Daniele Sezzia, il nostro operatore Simone Merlo. Non ci stancheremo di ripetere che è in atto un vero e proprio assalto al nostro territorio. Nessuna delle province si sottrae a questo assedio continuo, a queste irruzioni all'interno di abitazioni, anche in presenza di persone che vengono prese per i fondelli, perché addirittura riescono a farsi invitare in casa, a sedersi, a prendere il caffè mentre il complice va a fare razzia nelle altre stanze. È incredibile, guardate anche il titolo dell'Arena di Verona: 3 banditi in casa, è successo a Ronco all'Adige, notte di terrore per una coppia con neonato, non parlare e pensa al bambino. Fuggendo hanno scagliato una sedia contro il marito, quindi entrano, affrontano i proprietari, li minacciano, non si può andare avanti così. Il ministro degli interni è venuto qui a dire che è aumentata la videosorveglianza, ma qui servono altri uomini e altri mezzi sul territorio e purtroppo ancora un caso, questa volta è un ladro acrobata che colpisce nei ristoranti. Andiamo da Filippo Fois e da Alberto Pivetta, il nostro operatore, a Martellago. A te Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo in compagnia del sindaco di Martellago, Andrea Saccarola, e il paese è scosso dalle gesta oramai da qualche mese di questo ladro acrobata che colpisce anche oltre i confini. A Mestre, per esempio, è stato preso 2 volte di mira un ristorante che si chiama Stinger, mentre qui tra Maerne, Olmo e Martellago i locali sono 3: Cadellabrace, Casa Gialla e Pomodò. Perché acrobata questo ladro? Perché abbiamo visto che riesce a infilarsi in qualsiasi pertugio, finestre strettissime, oppure addirittura scende dalla canna fumaria. In un caso pare addirittura che abbia agito con il personale del locale dentro. Sono bar e ristoranti quelli che prende di mira. Sindaco. Buongiorno direttore, sì, questo ladro un po' particolare, infatti, che è acrobata e tra l'altro colpisce anche di mattina, che è una cosa molto rara, però va a colpire quando l'attività è chiusa, quindi conosce bene anche gli orari di queste attività. Diciamo che i locali citati naturalmente sono stati colpiti tutti in contemporanea, ma nell'arco temporale di 2-3 mesi, e dobbiamo capire bene se è lo stesso ladro. Tra l'altro i carabinieri sono sul pezzo, infatti stanno facendo delle indagini molto mirate su delle persone, quindi speriamo che prima possibile venga presa questa persona. Ecco, questa persona è stata immortalata diverse volte mentre era in azione dalle telecamere di videosorveglianza dei locali. Avrebbe anche parlato a un certo punto durante un colpo e si sarebbe sentito che è una persona italiana. C'è il problema che magari questi colpi non fruttano tantissimo il più delle volte, perché nessuno oramai tiene il fondo cassa al bar o al ristorante, però provocano migliaia di euro di danni. Lei è stato a visitare naturalmente diversi di questi locali. Questo è un problema, infatti, perché lunedì mattina, quando è successo a Cadellabrace, siamo andati subito sul posto e dove abbiamo visto che non è in quanto i soldi rubati, perché erano veramente pochi, ma i danni che ha provocato questo ladro, che sono veramente migliaia e migliaia di euro, e questo veramente fa male soprattutto al commerciante. Prima si parlava anche in studio dei furti in abitazione. C'è da dire che Martellago fino a una decina d'anni fa era un comune che era flagellato dai furti in casa, spesso di trasfertisti che venivano qui durante l'estate. Quest'anno com'è la situazione? Le cose sono migliorate, mi diceva. Negli ultimi anni sono molto migliorati, in quanto abbiamo fatto anche il patto con il prefetto, quindi ogni 6 mesi ci troviamo per discutere di sicurezza su Martellago. Abbiamo fatto un grande ampliamento della videosorveglianza e tante azioni tipo il controllo del vicinato, che è molto attivo. Dal 2013 a oggi le cose sono cambiate totalmente, i furti ci sono sempre e probabilmente ci saranno sempre finché non cambiano anche le leggi, purtroppo, però sicuramente rispetto al 2013 sono calati di un bel 60%. Ecco, per cui questa è una buona notizia. Chiaramente c'è ancora quel 40% su cui bisogna lavorare, e di quel 40% fa parte anche questo ladro acrobata. Lei mi diceva però che dovremmo essere vicini oramai a stringere il cerchio.
Ci sono le indagini appunto di Carabinieri, che ringrazio come sempre per l'ottimo lavoro che fanno, perché sono sempre vicini al cittadino, e a quanto so e a quanto ci siamo scambiati 2 parole c'è un'indagine che è mirata e speriamo che questa persona appunto venga presa prima possibile. Bene, io direi che per ora da Martellago è tutto, ringraziamo il sindaco Andrea Saccarola e restituiamo la linea allo studio. Grazie molti a Filippo Fois, Alberto Pivetto, ovviamente anche al sindaco di Martellago, e vediamo anche chi gira con fionde e frecce. In questo caso non si tratta di un ladro, ma di un uomo su una moto, un macedone, che è stato denunciato dai carabinieri. È stato fermato nella notte dai carabinieri in via San Giuseppe a Zenson di Piave. L'uomo, di origine macedone, 46 anni, residente in provincia di Treviso, è stato sottoposto a controllo e dal motociclo all'interno di un vano sono spuntate 3 fionde, 8 frecce d'acciaio e 2 mulinelli da pesca con polsiera. Alla richiesta da parte degli uomini dell'arma sul motivo per cui avesse quelle armi, non ha saputo fornire nessuna spiegazione. Così il 46enne è stato denunciato a piede libero per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Procede il comando della stazione dei Carabinieri di San Biagio di Callalta. Vediamo gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte di un 34enne che è morto asfissiato in una abitazione che occupava abusivamente. Non era il proprietario di questa villetta, che era deserta era disabitata da qualche tempo. Si sta indagando sulle cause dell'incendio che ne ha provocato la morte. Non sarebbe stato un mozzicone di sigaretta a sviluppare il grave incendio divampato al primo piano della casa di via Colmoschin, dove ha perso la vita Niccolò Martini, 34 anni. Si attendono gli esiti degli accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco per capire cosa possa aver provocato il rogo. Per ora nulla viene escluso, nemmeno la matrice dolosa. L'uomo, di origine russa, era stato trovato senza vita a terra in una camera da letto al piano superiore. Forse ha tentato di alzarsi, ma le esalazioni del fumo lo hanno stordito e poi portato alla morte. La procura di Treviso ha disposto l'autopsia sul corpo del 34enne, che verrà eseguita dall'anatomopatologa Gabriella Franchetti nella giornata di venerdì. Tanti punti che dovranno essere chiariti. Niccolò era entrato abusivamente nella casa, senza fissa dimora, aveva bisogno di un tetto. Da qualche tempo trovava giacigli di fortuna nei casolari abbandonati, fino a quando è entrato in questa casa chiusa da anni dopo la morte dei proprietari. Adottato da bambino, aveva vissuto prima a Montebelluna, poi a Pederobba. Si era sposato ed aveva avuto una bimba, ma la sua vita è cambiata. Qualche lavoretto occasionale, nulla di più, senza fissa dimora, nessuna certezza. In via Colmoschin, in mattinata, l'incendio che non gli ha lasciato scampo ad allertare i soccorsi, i residenti che hanno visto le fiamme uscire dalla finestra. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. La casa è stata chiusa e posta sotto sequestro, le pareti annerite dal fumo, i mobili distrutti dalle fiamme. A lato, in giardino, una bicicletta sembra appoggiata lì di recente, forse proprio da Niccolò. Quella zona lui la conosceva bene perché da piccolo ci aveva vissuto. In questo periodo i cittadini erano tornati a vederlo camminare. Quando qualcuno gli chiedeva cosa facesse lì, lui rispondeva che passeggiava o che stava andando a lavoro. Furtivamente invece entrava in quella casa e chiudeva quella porta che lo isolava dal mondo. Nessuno l'ha aiutato, dice un amico, ed è morto solo in quella casetta che un tempo era ben curata, dove vivevano madre e figlio, diventata alla loro morte uno stabile disabitato e abbandonato, e dove Niccolò aveva trovato rifugio. La tragedia di Cesana Beach, dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. La ragazza quindicenne che era caduta, era stata travolta dai massi su cui si era arrampicata sotto un ponte. La madre disperata dice: ditemi perché non c'è più, e ringrazia la comunità per l'aiuto e la vicinanza ed esprime gratitudine per il compagno e il datore di lavoro. 2 avvocati feltrini sono già al lavoro e nomineranno presto uno specialista per capire quali siano state le cause del crollo di questi massi e per accertare eventuali responsabilità.
E la mattanza di Gemona, davvero una storia raccapricciante. Maylin Castro Monsalvo, indagata per l'omicidio del compagno Alessandro Venier, in concorso con la suocera Lorena, per la prima volta parla con i giudici. Lo ha fatto ieri mattina con i magistrati del Tribunale dei minori e ha chiesto di affidare la figlia di 6 anni ai parenti in Colombia. Da Venezia, dove si trova in custodia cautelare attenuata dopo il trasferimento disposto dal giudice per le indagini preliminari, Maylin Castro Monsalvo finalmente parla, ma lo fa solo per chiedere ai giudici del Tribunale per i minori di Trieste di affidare sua figlia di 6 mesi ai parenti in Colombia. Nessuna dichiarazione sulla contestazione di omicidio volontario pluriaggravato del compagno Alessandro Venier, fatta dalla Procura di Udine sulla base delle dichiarazioni della rea confessa Lorena Venier e di altri gravi indizi nei confronti della trentenne colombiana. Questa mattina i giudici del Tribunale minorile hanno incontrato Maylin alla presenza dell'avvocato difensore Francesco De Carlo, che segue la parte penale con la collega Federica Tosel, e l'avvocato Katia Aris dello studio Tosel, specializzata in diritto di famiglia, che segue invece la parte relativa a Maylin in quanto mamma di una minore e garantire la tutela dei diritti della figlia e della stessa mamma. Maylin ha chiesto di affidare la bambina ai parenti che vivono in Colombia. Il tribunale farà le sue valutazioni sulla richiesta della donna. Intanto la bambina al momento rimane affidata ai servizi sociali del comune di Gemona. Prossimamente Federica Tosel e Francesco De Carlo andranno a Venezia per parlare con la donna e avere la sua versione dei fatti. Finora tutto si basa su quanto ha raccontato ai magistrati la suocera Lorena. La nostra priorità in questo momento è che Maylin stia meglio per poi affrontare con lei il resto, ha riferito l'avvocato Tosel. Servizio di Francesco Pezzella, avevo detto la bimba di 6 anni, invece la bimba di 6 mesi. La morte dei 2 stranieri, 2 lavoratori stranieri, 2 egiziani che si sono calati in una fossa biologica a Santa Maria di Sala e sono morti. Contatti tra prefettura e autorità consolari per il rientro delle salme nel loro paese, l'Egitto, ma prima si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. La prefettura di Venezia sarebbe in contatto costante con le autorità consolari egiziane per organizzare il rientro in Egitto delle salme di Abdou Mustafa Ziad, 21 anni, e Sayed Hamad Mahmoud, 39, i 2 operai morti sul lavoro a Santa Maria di Sala, e continuare ad offrire assistenza alle rispettive famiglie. Mentre nel frattempo si attende a breve un incontro ufficiale tra rappresentanti della comunità egiziana, sindacati e istituzioni locali. Quando andrà dal prefetto adesso? Ancora la convocazione non è arrivata. Resterà da gestire la questione dell'arrivo dei familiari qui e saranno a Milano. Sì, questo è un tema che verrà gestito da altre autorità e vedremo come sarà. Probabilmente, sicuramente c'è un'altra fila non banale. E mentre la magistratura indaga per omicidio colposo, c'è chi prende le distanze. I 2 operai non avevano mai seguito alcun corso per l'edilizia sulla sicurezza sul lavoro, così nell'unico comunicato stampa della cooperativa Un Mondo di Gioia, dove da qualche mese i 2 operai defunti erano ospiti. Certamente non l'hanno seguito con noi, dice Sandro Morin, direttore dell'ente bilaterale Veneto per la sicurezza in edilizia, che aggiunge: proprio la scorsa settimana abbiamo formato 6 richiedenti asilo della stessa cooperativa di Milano. Non entro nel merito del caso, la magistratura indaga, dico solo che anche la formazione che abbiamo fatto ad altri 6 ragazzi è una formazione generale e specifica per entrare in cantiere. Deve essere fatta una formazione che è riferita alla mansione che vai a svolgere. Chi lavora in situazioni di ambienti confinati come possono essere le fosse biologiche deve fare una formazione specifica per gli ambienti confinati, che è stata ulteriormente tra l'altro riempita di contenuti proprio nel nuovo accordo Conferenza Stato-Regioni per la formazione e per la sicurezza. Ma resta un nodo irrisolto. Com'è possibile, ci si domanda, che 2 ragazzi ospiti di un sistema di accoglienza siano finiti a lavorare in edilizia senza alcuna formazione o protezione?
Il servizio di Anna Maria Parisi, della nostra redazione di Venezia. Vediamo anche riguardo a questa vicenda la storia di Abdu, che è un rifugiato era un rifugiato, è diventato un punto di riferimento in una comunità per migranti, e da queste comunità spesso vengono reclutati questi ragazzi che svolgono lavori che sono spesso lavori, come in questo caso, in nero. Abdu, un nome di fantasia, ce l'ha fatta. Lui, 47 anni, è arrivato in Veneto dalla Nigeria dopo aver affrontato e superato innumerevoli pericoli, peripezie e difficoltà. Ora, da richiedente asilo, fa il caposervizio in una comunità di accoglienza. Sono arrivato in Italia quasi 30 anni fa, tramite... andato prima in Francia e poi alla Francia. Adesso sono un impiegato. E come un impiegato in che settore? Settore offriamo i servizi, il lavoro in un centro di accoglienza. Oggi Abdu coordina l'organizzazione della struttura, cura i rapporti con i medici e affianca gli ospiti nei primi passi in Italia, accompagnandoli con pazienza nei percorsi di inclusione. E lui a spiegare, ad esempio, come ci si iscrive all'anagrafe e dove prendere un bus. Ormai è una passione, perché il nostro ruolo all'interno di questi centri non solo l'aspetto burocratico, ma proprio per preparare questi ragazzi per il mondo, per la società. Abdu mostra con l'esempio che integrarsi è possibile. Lui è uno dei migranti seguiti in precedenza proprio dall'ente bilaterale regionale che fornisce corsi e assistenza sulla sicurezza anche ai migranti, lo stesso che nei prossimi giorni, grazie ad imprenditori locali, orienterà verso nuovi percorsi di lavoro proprio i 6 richiedenti asilo di Milano formati la scorsa settimana. La nostra idea è di fare delle formazioni, così possiamo inserire questi ragazzi nel mondo del lavoro, perché è fondamentale. Tanta richiesta anche adesso per manodopera, e vedendo questi ragazzi crescere, integrarsi, trovare un lavoro e poi non restando un peso per la società, anzi danno tanto alla società, alla comunità. Allora, è stato diagnosticato dal Dipartimento di Malattie Infettive Tropicali e Microbiologia di Negrar il primo caso autoctono di chikungunya in una donna di 64 anni residente in una frazione del comune di Negrar di Valpolicella, senza storia di viaggi recenti in paesi in cui la malattia è endemica. Ne ha dato notizia la Direzione Prevenzione della Regione, che è in costante contatto con la struttura sanitaria scaligera e riferisce che la paziente è ricoverata, vigile e che collabora attivamente con i medici. La Regione del Veneto ha attivato tempestivamente le misure di sorveglianza previste, tra le quali la procedura di disinfestazione straordinaria e le misure di sorveglianza sanitaria rivolte agli altri soggetti nei luoghi di possibile esposizione. Fino ad oggi in Veneto tutti i casi confermati di chikungunya erano correlati a viaggi in aree endemiche. L'identificazione di un caso autoctono rappresenta dunque un evento rilevante, verosimilmente legato all'intensificarsi dei viaggi internazionali nel periodo estivo e alle condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione della zanzara tigre. Vietato l'utilizzo dell'acquedotto ad Arzignano in alcune vie di Montorso a scopo potabile in via precauzionale in seguito alle analisi dell'ULS 8. Si attende l'esito delle nuove ricerche in giornata. La presenza nella rete di alcuni parametri microbiologici in valori superiori ai limiti ha portato i comuni di Arzignano e Montorso ad emettere un divieto dell'uso dell'acqua a scopi potabili. Una misura precauzionale, viene precisato, scattata ieri pomeriggio in seguito alle analisi effettuate dall'ULS 8 Berica su un campione d'acqua prelevato dal serbatoio Poiaracca. I comuni di Arzignano e Montorso Vicentino hanno quindi emanato un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua in tutta Arzignano e in alcune vie di Montorso
d'orso a scopo potabile per la produzione di alimenti e per gli usi domestici. Nell'ordinanza si invita la popolazione ad utilizzare esclusivamente acqua in bottiglia per l'approvvigionamento di acqua potabile. La misura è temporanea, viene specificato, e adottata in via cautelativa. Intanto si attende in giornata l'esito delle nuove analisi. Il servizio era di Luisa Bertini. Intanto è stato sottoscritto a Trieste il contratto per l'affidamento dei lavori per l'ultimo tratto della terza corsia della 4 tra San Donà di Piave e Portogruaro. Si prevede di concludere i lavori nel 2030, è uno dei tratti maledetti dove ci sono purtroppo tantissimi incidenti. Sentiamo Laura Buccarella della nostra redazione di Trieste. Devo dire un'opera la più importante a livello nazionale che parte, perché stiamo parlando di un'opera che sfiora i 900 milioni, principalmente 870 milioni di euro. È lungo poco più di 25 chilometri, ma prevede la ricostruzione di 9 ponti, 3 cavalcavia, 12 sottopassi, 50 attraversamenti idraulici e 2 vincoli autostradali. È l'ultimo tratto della terza corsia dell'autostrada A4 Venezia-Trieste, quello compreso tra San Donà e Portogruaro, per il quale i lavori partiranno nel 2026 per una durata di 5 anni e mezzo. Oggi la firma a Trieste del contratto per l'affidamento dei lavori aggiudicati al Consorzio Stabile Teria. Non è un mero ampliamento, ma è un vero e proprio rifacimento di una tratta autostradale molto importante nell'ambito ricordo dell'A4, la Venezia-Trieste, che oggi è diventata non più un'autostrada snodo per l'Italia, ma per l'Europa e in particolare per i traffici est-ovest. Con questo importante passaggio iniziamo il completamento della terza corsia. Vicino al miliardo di euro il quadro economico per questo ultimo lotto di lavori che completerà tra il 2030 e il 2031 tutto il tratto a 3 corsie della A4 tra Quarto d'Altino e Palmanova per un totale di 83 chilometri. Come per gli altri lotti non si tratta di un semplice ampliamento, l'autostrada sarà interamente demolita e ricostruita. Andrà oltretutto ad agire su un tratto particolarmente delicato che quindi deve vedere un'opera infrastrutturale che seppur la chiamiamo un allargamento in realtà è una nuova autostrada, perché le opere che previste di fatto costruiscono un nuovo pezzo importante di autostrada. Nell'illustrare l'intervento il presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco ha precisato che gli impatti sulla viabilità saranno minori rispetto agli ultimi cantieri, anche perché si sta già lavorando sui viadotti. Da domani notte sarà riaperta la statale Alemagna, la 51, all'altezza di San Vito di Cadore. Sarà aperta anche nelle ore notturne, perché finora era stata chiusa sistematicamente dalle 21 in poi, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. E questo sarà possibile, la riapertura, grazie ad un sistema di monitoraggio e allertamento attivato dalla provincia di Belluno. È stato deciso ieri da un tavolo tecnico operativo convocato dalla prefettura alla presenza di provincia, ANAS, Veneto Strade, Forze dell'Ordine, Protezione Civile Regionale e di rappresentanti dei comuni di Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore, dopo le indicazioni della ditta incaricata dell'installazione dell'impianto di monitoraggio. È previsto un sopralluogo congiunto tra provincia, ANAS e la ditta titolare del dispositivo per testare i diversi scenari di allerta e simulare le azioni previste dal protocollo. Per cui domani i turisti potranno ripercorrere la sera nuovamente questa strada che era stata interrotta per frana, e quindi è nuovamente agibile il tratto tra Tai di Cadore e Cortina d'Ampezzo. Fino a oggi si è costretti a prendere l'altra strada in caso di chiusura della 51 per passare dal Comelico e raggiungere Dobbiaco e poi Cortina d'Ampezzo. Vediamo l'agosto, il Ferragosto che ormai è alle porte. I bassanesi non temono il traffico e i prezzi alti, ma preferiscono comunque rimanere a casa per la settimana più calda, del mese, e dove la gran parte degli italiani vanno in vacanza. Qualche gita in montagna, all'estero, ma anche l'attesa delle ferie che magari per molti arriveranno dal 18 agosto
in poi. Un dato di cui si sta discutendo molto sono le spiagge anche del litorale del Veneto non prese d'assalto come altri anni, perché sono prezzi degli ombrelloni esorbitanti e quindi molti preferiscono andare sulle spiagge libere o non andare per nulla al mare. Sentiamo intanto i bassanesi, sentiamo nell'intervista di Federico Fusetti. Cosa farete la prossima settimana, quella di Ferragosto, a casa o i pendolari magari in montagna? In linea di massima penso qualche giorno di ferie in qualche piccolo borgo, perché io amo i borghi piccoli, storici. Da tempo frequento i piccoli borghi, soffro un po' le città importanti e quindi ecco, preferisco i piccoli borghi. No, proprio lavoro la prossima settimana qui. So. Ci sarà poca gente però al mercato. Niente, hai capito? Via qua morto qua, altri qua, piazza qua, loro qua niente. Non vado in ferie, perché ho avuto dei problemi, sì che non vado in ferie. Qualche giorno magari, dalla mattina alla sera? Sicuramente, qualche giorno sì. E dove potrebbe andare? In montagna? No, al mare. Il lavoro. Per scelta o? Per scelta, sì. Ho le ferie più avanti. Neanche un giorno magari da pendolare? No. Tutta la settimana a casa? A lavoro, resto in città. Come mai? Sono già stata in ferie. Farà magari un giorno da pendolare? Escursioni in montagna eventualmente. Paura un po' del traffico magari che ci può essere lungo la Val Brenta? Dipende in che zone uno va, ma per andare sul Grappa non credo che ci siano problemi di traffico. Rimango a casa perché ho già fatto 10 giorni in montagna, adesso farò la settimana qua, dopo Ferragosto vediamo se andiamo al mare o meno. Per la settimana di Ferragosto cosa farà? Lisbona, ho lavorato tutta la settimana e dunque almeno 5 giorni me li dedico per Portogallo. Prezzi alti? Come? Prezzi alti o no? No, diciamo in norma dai. Sì, no, va bene così. Almeno 5 giorni all'anno, dedicarli anche un po' per noi, va bene. Io non sono da qua, sono dal Belgio. Ma quindi è in ferie, in vacanza? Sì, siamo in ferie. Come mai hai scelto Bassano? Perché i miei sono di Belluno, dunque siamo qua in vacanze. A casa, tranquilla. Quindi sta volentieri a casa? Oh sì, basta abitare in un bel posto e puoi stare meglio di in vacanza. Neanche magari un giorno in montagna? Ma vado una volta a settimana in montagna, così. Io invece a Ferragosto rimango sempre a casa, non ho mai fatto le feste in agosto, sempre fatto le ferie in luglio, in settembre, sempre escluso il mese di agosto. Mare o montagna? Montagna, assolutamente montagna. Paura magari del traffico la prossima settimana? No, mi piace la pace della montagna, mi piace l'odore della montagna, sono sempre andata in montagna. Da giovane ho sempre fatto le ferrate anche in montagna. Vede cosa mi è successo? Non si vede, ma ce l'ho, ho un ascesso. Sono sotto antibiotici, per cui insomma non... Preferisci magari un giorno dalla mattina alla sera? Un giorno sì, ma comunque si sta bene anche a Bassano. Sono arrivato oggi in vacanza, giriamo un po' il Veneto, un po' il Friuli e via. Come scegliete le località? A caso col camper, giriamo, dove ci troviamo bene ci fermiamo. Traffico? Pochissimo oggi a venire su. La prossima settimana forse? Un pochettino di più, però staremo fermi settimana prossima a questo punto qua. Le interviste di Federico Fusetti davvero sono fantastiche, questi Vox dove parlano le persone, dicono sempre cose divertenti, interessanti. Federico Fusetti li ha intervistati i bassanesi, adesso arriva il gran caldo, saranno giornate di caldo torrido, domenica si toccheranno in Veneto anche i 38-39 gradi e quindi ci sarà anche chi metterà a rischio la propria vita andando a fare il bagno nei fiumi poi in particolare quelli più pericolosi e per esempio sul Piave sono scese in campo anche le associazioni ittico-venatorie coinvolte dalla provincia di Treviso nel controllo dei bagnanti e questo avviene dopo i 3 decessi che si sono registrati nel fiume tra la Marca e il Bellunese, ma c'è chi si tuffa in barba al divieto di balneazione anche nel Sile.
Abbiamo trovato dei ragazzi che facevano i tuffi nella zona di Silea dal muraglione dei vecchi silos abbandonati. Non solo il Piave, anche nel Sile ci sono ragazzi che si tuffano senza considerare la pericolosità del fiume, ricco in questo caso di alghe che possono intralciare il ritorno in superficie. Lo spunto arriva dalla FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva, una delle associazioni ittico-venatorie a cui la provincia ha chiesto di collaborare alla campagna di sensibilizzazione sui rischi del Piave dopo l'annegamento il 18 giugno a Fagarè di un 21enne e quello di una bambina di 9 anni 10 giorni dopo a Pederobba. Ma anche dopo il tragico incidente occorso a metà luglio a Lentiai nel Bellunese a una quindicenne rimasta schiacciata da un masso. I fiumi non sono balneabili, la norma è chiara, ma Ferragosto è alle porte, come pure il caldo intenso, e ogni contributo può essere prezioso per evitare nuovi drammi. Di avere queste risorse che pattugliano fra virgolette il Piave e che passino un messaggio di sensibilizzazione ci sembra essere un veicolo da poter sfruttare. Dopo gli input lanciati dalla prefettura, cartellonistica, kit salvavita, un altro tassello per mettere in guardia la popolazione dai rischi del fiume. A questo scopo è stato realizzato anche un video in italiano e inglese diffuso innanzitutto via social. Le 3 associazioni coinvolte sono pronte a mettere in campo in totale oltre 200 operatori sotto il coordinamento delle guardie provinciali. Un primo incontro per pianificare come organizzare questa forma di controllo è previsto nelle prossime ore. I volontari non avranno potere sanzionatorio, di contro dovranno essere pronti a gestire eventuali reazioni scomposte dei bagnanti. Facciamo dei corsi di aggiornamento con la nostra vigilanza e tutti quanti devono comportarsi in un determinato modo. Hanno una divisa e sono dei pubblici ufficiali. Di conseguenza si comportano in un modo, loro parlano e basta, non intervengono. Attualmente giriamo e poi chiamiamo chi di dovere. Le associazioni hanno chiesto infine anche del materiale informativo multilingue da distribuire a chi frequenta il Piave. Non c'è conoscenza del Piave perché magari ci sono anche altre realtà al di fuori dei trevigiani che non conoscono le problematiche e le difficoltà che ha il Piave nei confronti delle persone che magari o poco capaci di nuotare o comunque che non conoscono i vari sifoni, le varie problematiche, e questo porta purtroppo alla perdita della vita. Insomma, preziose informazioni nel servizio di Lina Paronetto. Vediamo adesso le immagini diventate virali sui social di un 35enne straniero seduto sulla carreggiata all'incrocio di Giavara del Montello. È scoppiata la polemica, ma il sindaco spiega che non stava pregando, aveva tentato il suicidio ed ha bisogno di aiuto. Stava piangendo in mezzo alla persona. Si era messo su questo incrocio di Giavara del Montello il 35enne indiano che minacciava di suicidarsi e non stava pregando, come è stato detto e scritto sui social, ma stava piangendo quando è arrivato il sindaco del paese a prendere in mano la situazione. Hanno chiamato me, io sono intervenuto subito, insomma l'ho convinto a spostarsi dalla strada e capire cosa stava succedendo. Un giovane con vari problemi di dipendenza alle spalle, con 2 figli piccoli in India, che cercava solamente attenzione e aiuto, non riuscendo ad avere dei farmaci perché non in possesso del permesso di soggiorno. Quello che succede è seguito dai servizi sociali che stanno mettendo un progetto, ne ho parlato anche con loro e adesso stanno vedendo l'iter per capire come risolvere la questione, che è molto drammatica, e qua anche noi sindaci, se posso dire, siamo in difficoltà ad andare a risolvere queste situazioni perché sono in un limbo in cui non abbiamo operatività, ma non abbiamo gli strumenti anche per risolvere a livello definitivo. Insomma. Il giovane è stato ricoverato e poi dimesso, come già successo altre volte. Il problema, ribadisce il sindaco, non è tanto poi se stesse piangendo o pregando, ma che il problema venga risolto con provvedimenti strutturali e non emergenziali. Che bisogna avere una modalità strutturata e dare una mano a noi amministratori a fare le cose fatte bene e mettere in sicurezza l'intero sistema. Okay. Servizio di Elena Dal Forno. Sono ore di angoscia a Tarso per la scomparsa del 17enne Vittorio Betz, di cui non si hanno più notizie dal 25 luglio scorso. La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri di Jesolo. Il ragazzo è alto circa 1,80 m, di corporatura magra e carnagione chiara, ha capelli corti castani e occhi castani. Chiunque avvisti l'interessato o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.
Il Ministero dell'Economia si è impegnato a rimborsare ai comuni le spese anticipate negli ultimi 2 anni per il mantenimento dei minori stranieri che arrivano in Italia non accompagnati. Si parla anche di diversi milioni di euro, cifre che altrimenti rischiano di mettere in crisi i bilanci degli enti locali. Gestione dei minori stranieri non accompagnati. Il presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, a colloquio a Roma con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, insieme al presidente nazionale dell'Associazione dei Comuni, Gaetano Manfredi. Il nodo, il rimborso delle spese anticipate dalle amministrazioni locali tra il 2023 e il 2025 per il mantenimento di questi giovanissimi. Spese che ammontano anche a diversi milioni di euro nel caso delle città più popolose, importi che rischiano di mettere in crisi i bilanci. C'è stato un problema legato al fatto che sono stati rimborsati 35 euro invece che 100 e quindi di fatto i comuni hanno anticipato delle ingenti cifre che oggi si ripercuotono sui bilanci comunali. Devo dire che il ministro Giorgetti, come sempre, è stato molto disponibile, ovviamente si è reso conto del problema e ci ha garantito anche a breve una soluzione, quindi volevo trasmettere questo messaggio ai sindaci del Veneto che con il governo c'è un'interlocuzione importante per arrivare alla soluzione. Il costo del mantenimento di un minore supera i 3.000 euro al mese. Conte porta l'esempio del capoluogo della Marca. A Treviso abbiamo circa 60 ragazzi, costano dai 100 ai 120 euro giorno a persona, quindi fate 2 conti. Ma il comune di Padova, il comune di Verona, che sono comuni più grandi, hanno delle cifre ancora più importanti. Nella sommatoria degli anni si parla di 4, 5, in alcuni casi anche 6 milioni di euro anticipati dai comuni e che oggi rischiano di essere messi in discussione per la mancata erogazione di questo fondo. Da qui il colloquio diretto con il ministro dell'Economia Giorgetti per chiedere allo Stato di rimborsare una voce di spesa che non rientra nelle competenze degli enti locali. Stiamo parlando di minori stranieri che arrivano nel nostro territorio, che devono fare un percorso scolastico, che devono essere assistiti sia da un punto di vista sanitario che anche da un punto di vista in alcuni casi psicologico, quindi tutti i servizi assolutamente doverosi che oggi ricadono nelle casse dei comuni ma che sono di competenza dello Stato. Quindi noi siamo anche disponibili ad anticipare ma non a farci carico totalmente di queste spese. Devo dire però che ci ha rasserenato l'incontro col ministro Giorgetti che ieri non ci ha dato i soldi ma ci ha garantito l'impegno per trovarli. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, presidente dell'ANCI Veneto e tra l'altro tra i papabili alla candidatura di presidente della regione del Veneto alle prossime regionali. Ieri sera a Focus abbiamo parlato di politica ma siamo partiti dalla notizia del giorno e cioè dell'approvazione da parte del governo del progetto del ponte sullo Stretto. Il ponte sullo Stretto di Messina, ovviamente scontro politico tra fautori e oppositori di questa grandissima opera che dovrebbe essere completata nel 2032, il ponte più lungo del mondo ad un'unica campata, 3,5 chilometri, davvero sospesi, sospesi sulle acque dello Stretto di Messina con un costo di 13,5 miliardi di euro. Ieri sera a Focus è intervenuto tra gli altri uno dei più illustri progettisti di ponti di fama internazionale, il professor Enzo Siviero, che per l'appunto è soprannominato Bridgeman. Sentiamo cosa ha detto. Si sono fatti dal ponte di Brooklyn fino ai Golden Gate, c'è un aumento incredibile di luce, quindi direi che il problema non si pone, anzi è proprio perché c'era questa luce così importante che c'è stata in questi 20 anni, 25 anni di studi, forse anche di più, una evoluzione nell'impalcato. L'impalcato prima del ponte di Messina, per i ponti più importanti, parlo della Cascica-Icchio che è stato fino a 4 anni fa il ponte più lungo del mondo, 1991 metri, ricordo che ha subito il terremoto di Kobe senza significativi danni.
e era un ponte sostanzialmente massiccio che resisteva al vento. Invece in questo caso siamo di fronte a un impalcato che accompagna il vento, è un impalcato alare, sono 3 ali di fatto che accompagnano il vento e quindi riducono significativamente l'effetto del vento, che era il vero problema del ponte di Messina fin dall'inizio, tant'è che si era partiti dalle 2 anche 3 campate fino ad arrivare alla campata unica che risolve praticamente tutti i problemi, compreso anche quello esecutivo, perché eseguire un pilone in alveo da 3 a 8 nodi di velocità che è andata e ritorno e senza pensare allo sconquasso ambientale era veramente difficile. Io credo che il problema sia stato ampiamente risolto, tant'è che se lo stanno copiando, ci sono almeno una ventina di ponti già eseguiti e una decina, che sappia io, in corso di esecuzione. Così il professor Renzo Siviero ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità e poi andremo a collegarci in diretta con il nostro inviato Francesco Pezzella nel Pordenonese per la morte di 2 giovanissimi calciatori 19enni che hanno perso la vita all'interno di una galleria dopo uno schianto frontale. State con noi, a tra poco. La tragedia all'interno di una galleria di Frisanco nel Pordenonese con 2 morti, 2 feriti. Andiamo in diretta da Francesco Pezzella. A te, Francesco. Sì, direttore, siamo qui a Maniago, dove martedì sera si è consumata la terribile tragedia e il paese è ammutolito, la comunità è sotto shock. E ora è il momento di riflessione per questa comunità. Nel ricordo dei ragazzi abbiamo appreso dalla famiglia di Fabio Rosa che in accordo con i familiari dell'altro ragazzo Danilo Boz i funerali verranno fatti insieme. I 2 ragazzi riceveranno l'ultimo saluto dai familiari, dagli amici, dalla comunità tutta, dal mondo del calcio insieme. Per poter fissare la data dei funerali c'è però prima da superare il tema degli accertamenti che la Procura sta decidendo di fare. Non è ancora una notizia ufficiale, ma come indiscrezione possiamo dire che il procuratore di Pordenone avrebbe deciso di effettuare l'autopsia, di far effettuare l'autopsia sui corpi dei 2 ragazzi in una data che potrebbe essere da qui a una decina di giorni, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per poter fissare la data dei funerali. Posso aggiungere qui da Maniago che insieme al nostro operatore Michele Zanetti abbiamo ripercorso il tunnel, il bus del Colvera, che misura 1122 metri. Nella parte interessata dall'incidente i ragazzi stavano percorrendo da Poffabro verso Maniago, il tratto di galleria, e abbiamo visto che nel punto in cui c'è stato l'impatto la sede stradale risulta particolarmente umida e quindi viscida, scivolosa. Si è detto di questa galleria che presenta delle perdite, infiltrazioni di acqua, e posso dirvi che lo abbiamo anche verificato direttamente noi, perché percorrendo il tunnel a velocità ridotta di tanto in tanto sulla carrozzeria della nostra auto si avvertiva il rumore, uno scroscio di acqua che cadeva dalle pareti della galleria stessa. Dunque tra le ipotesi sulle quali si sta lavorando c'è quella di una perdita di aderenza, perdita di controllo dell'auto che avrebbe dunque invaso la corsia opposta, andandosi a scontrare la Twingo dei 3 ragazzi, con al volante Andrea Zoccoletta, che è ricoverato in ospedale. Per fortuna non è in pericolo di vita. L'auto sarebbe andata a finire dall'altra parte, andando ad impattare con la Volkswagen che arrivava
dalla corsia opposta, nel senso di marcia opposto. Io ti restituisco la linea, direttore, qui da Maniago, poi nel corso della giornata con i servizi che realizzeremo per il nostro gruppo vi faremo ascoltare anche le interviste che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando. Stiamo per raggiungere anche i parenti di Danilo Boz. Abbiamo intervistato il papà di Fabio Rosa, Marco Rosa, che ci ha detto di questi dei funerali che le due famiglie intendono far svolgere insieme quando sarà possibile farlo. Da una Maniago a Mutolita è tutto, a voi la linea. Grazie molto al nostro inviato Francesco Pezzella, e ricostruiamo l'accaduto, la dinamica dell'incidente con il servizio di Omar Costantini. Si sono concluse le prime luci dell'alba e le operazioni di recupero delle salme e dei veicoli coinvolti nel tragico incidente all'interno della galleria Bus del Colvera, costata la vita a Danilo Boz e Fabio Rosa, quest'ultimo oggi avrebbe compiuto 19 anni, il tratto stradale che collega Frisanco a Maniago. Nel sinistro sono rimasti feriti Andrea Zoccoletto, la guida dell'auto con a bordo le due vittime, ricoverato all'ospedale di Udine ma non in pericolo di vita, e una donna di 72 anni di Zoppola, conducente dell'altra auto coinvolta. Dinamiche sono al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Spilimbergo sul posto assieme ai colleghi della stazione di Maniago. Tutte le ipotesi sono al vaglio. I tre giovani, tutti tesserati per il Maniago Vajont, stavano rientrando dal campo sportivo di Pofabbro dopo l'allenamento di preparazione in vista della partenza della Coppa Italia di promozione e del campionato regionale di categoria, diretti verso Maniago, quando a metà della galleria si è verificato l'incidente con il violento scontro frontale. L'asfalto bagnato, fosse una distrazione o un malore, pochi secondi e la tragedia si consuma. Alla vista dei soccorritori qualcosa di indescrivibile, con la piccola utilitaria condotta da Zoccoletto ridotta a un groviglio di lamiere. Il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i corpi senza vita dei due giovani, poi lo straziante compito dei familiari nel riconoscerli. La notizia dell'incidente ha fatto il giro della valle, in pochi minuti con tantissimi amici che hanno raggiunto il luogo della sciagura. Lacrime e disperazione appena presa l'identità delle vittime. Una volta ottenuto il nulla osta, le due salme sono state ricomposte all'interno della cappella mortuaria del cimitero di Maniago, mentre i due veicoli posti sotto sequestro giudiziario. Come diceva il nostro inviato Francesco Pezzella, due comunità in lutto dopo questo tragico incidente. Qualcosa che non auguro a nessuno e insomma non facile da descrivere. La Val Colvera e Cellina in lutto, appresa la notizia della tragica morte di Danilo Boz e Fabio Rosa, due promesse del calcio maniaghese, le cui vite si sono spezzate all'interno della galleria che collega Maniago a Frisanco. Uno dei primi ad arrivare sul posto, il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, il quale al nostro microfono trattiene a stento la commozione perché conosceva le due vittime, amiche di famiglia, coetanei dei suoi due figli. Due bravissimi ragazzi che io conoscevo le loro famiglie, i due ragazzi insomma a posto, a modo, molto disponibili e con voglia di fare. Purtroppo questo è un brutto destino. Cosa possiamo aggiungere ancora? Nulla, se non che mai impareremo insomma a trarre insegnamenti da queste cose che capitano e che purtroppo insomma non dovrebbero capitare, non ha senso che capitino insomma, ecco. Fabio e Danilo erano due giovani speranze del pallone locale, due bravi ragazzi impegnati anche fuori dal terreno di gioco, sociali e ben voluti da tutti, proprio perché incarnavano quello spirito tenace e mai domo tipico degli abitanti di queste terre dove sudore e sacrificio sono nel loro DNA. Ho avuto modo di dire già questa mattina, Maniago era veramente sotto shock questa mattina alla notizia di questo tragico incidente che ha coinvolto questi due giovani nostri concittadini, due bravissimi ragazzi che si dedicavano con grande passione allo sport ma anche allo studio e alla loro famiglia. Ho avuto modo di visitare questa mattina le due famiglie e sono veramente in un dolore indescrivibile. La comunità di Maniago si appresta a preparare i funerali per rendere omaggio e vicinanza alle famiglie colpite da questo grave lutto che nessuno potrà cancellare. Assolutamente sì, adesso non appena le autorità daranno nulla osta per poter eseguire i funerali, ci organizzeremo e naturalmente proclameremo il lutto cittadino per quella giornata.
E sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Michele di Piave a Cimadolmo i funerali di Michael Angeli, il 29enne morto sabato sera nello schianto della sua auto contro un furgone a Mareno di Piave. Una tragedia che ha scosso anche questa comunità. Il giovane aveva da poco sconfitto un linfoma ed era rientrato al lavoro da appena un mese. Poi lo schianto fatale in via distrettuale. Resta grave il 63enne che si trovava alla guida del van che si è schiantato con il 29enne. La politica e le prossime regionali di cui non si conosce ancora la data, c'è una grande ressa per le candidature nel centrodestra in particolare. Fratelli d'Italia non abbandona l'obiettivo di ottenere il candidato alla guida di Palazzo Balbi, anche se si parla insistentemente di una decisione che premierebbe la Lega e dove tiene banco nella Lega il no di Giampaolo Bottacin, assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, per la riconferma in Consiglio. Io credo che il capitano di una nave debba essere sempre a disposizione del partito, quindi se il partito riterrà opportuno che io sia presente nelle liste di Fratelli d'Italia, io ci sono sempre pronto. Manca solo l'ufficialità per il presidente provinciale di Fratelli d'Italia in rampa di lancio per le regionali nella squadra trevigiana dei meloniani, così come stanno per essere messe nero su bianco le liste in tutte le province. Il partito di Giorgia Meloni scalpita e non vuole abbandonare il sogno della guida di Palazzo Balbi. Così, se tutti gli indizi di questi giorni sembrano portare alla Lega, il numero 1 del partito nella Marca si dice ancora fiducioso, anche per i tempi. Io credo che il tempo, che ci vuole per fare una scelta così importante servirà poi a governare uniti e soprattutto a dare risposte ai cittadini, per cui manca credo davvero poco, è questione di qualche settimana. Il nome farà da effetto domino anche per la composizione di un'eventuale giunta in caso di vittoria. Quanti assessori meloniani dovrebbero far parte della squadra? Non è una questione di numeri, io non mi occupo di fare risico e di bandierine, io credo che in base ai risultati elettorali poi tutte le forze di centrodestra avranno un importante riconoscimento, per cui l'obiettivo è quello di lavorare sui programmi, sulle idee, sulle proposte, sulle persone. Il giorno dopo, in base ai risultati, ogni partito, sono sicuro, avrà soddisfazione. Soddisfazione non è la parola giusta invece per un pezzo da 90 della Lega come Giampaolo Bottacin, campione di preferenze con l'11% raccolto nel 2020, ma da almeno 2 anni in rotta con i vertici e con l'area salviniana del partito. Nel carroccio in queste ore tiene banco la sua mancata autocandidatura a consigliere, l'unico fra gli assessori della giunta Zaia a non presentare il modulo al regionale. Una scelta che non preclude comunque una chiamata per Palazzo Ferrofini, e sta proprio qui il punto. Chiaro il messaggio ai vertici regionali, Alberto Stefani in primis. Spetta a lui decidere se la Lega lo ritiene un valore aggiunto, vedi alla voce consenso ma anche risultati, tra i quali l'autonomia idroelettrica, gli oltre 2 miliardi ottenuti per le opere di difesa del suolo, le leggi su protezione civile e cave. Altrimenti non è improbabile che a Bottacin si guardi intorno. Le sirene di Forza Italia sono sempre state molto forti e costanti. Se non è un out-out, poco ci manca. Servizio di Nicola Zanetti, il nostro caporedattore centrale. Di politica ovviamente si è parlato anche ieri sera a Focus. Sentiamo tra gli altri l'intervento di Tony Darè, che è candidato alle regionali con la lista Liga Veneta Repubblica. Autoprotetto da solo e già da lungo tempo. Allora, avendo fatto politica per qualche mese, ho visto cambiare le carte sopra il tavolo dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera e all'ultimo minuto, anzi all'ultimo secondo. Allora già il fatto che non si sia espresso un nome, questo è indicativo che non si sa di chi è e soprattutto chi è. Poi uno sul tavolo ci mette diversi nomi, qualcun altro ha messo qualche altro nome di qualche altro partito, Fratelli d'Italia ha messo più di qualche nome, allora vuol dire che di fatto la figura per fare il presidente non è stata ancora trovata, ma non è stata trovata neanche la figura di che movimento politico o partito politico esso fa parte. Una cosa è certa,
che la giunta sarà fatta col manuale Cencelli, ovvero la percentuale del singolo partito presa nel Veneto sarà l'indicativa di quanti assessori, quanti posti di prima fascia, quanti di seconda, e si divideranno anche i posti nelle pastorali. Questo ieri sera Tony Darè, ospite di Focus. Vediamo adesso il Partito Democratico, il centro-sinistra, con Giovanni Manildo, candidato presidente, e i primi nomi che sono usciti a Treviso e ieri anche a Padova per le candidature. Vediamo. Per noi, per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, per Giovanni Manildo, le elezioni regionali sono una cosa seria. Vedendo il dibattito che fanno quelli del centrodestra, infatti, più che un appuntamento fondamentale per la democrazia della nostra regione, per i diritti e i doveri dei cittadini del Veneto, sembra, diciamo, un accordicchio, una spartizione di poltrone che devono arrangiarsi a fare a Roma. Noi invece l'abbiamo detto fino all'inizio, per noi questo è un appuntamento fondamentale. È diretta Vanessa Camani, noi siamo pronti, dice, e il PD Veneto lancia la sua sfida per le regionali del prossimo autunno. Dopo la direzione provinciale del partito a Padova, ecco i nomi dei candidati che sosterranno la corsa di Giovanni Manildo. Sono stati decisi infatti 8 dei 9 nomi che comporranno le liste provinciali per il Partito Democratico padovano. Oltre alla capogruppo uscente Vanessa Camani, anche il vice sindaco e assessore Andrea Michalizzi. Mi candido alle elezioni regionali, ringrazio chi mi ha sostenuto e incoraggiato in questa scelta. Lo faccio perché dalla regione si possono fare tante cose importanti per il nostro territorio, per la nostra città e per la nostra provincia. A scendere in campo, oltre ai due big, anche la segretaria provinciale ed ex sindaca di Lubano, Sabrina Doni, legata all'area cattolica del partito. Anche un altro ex sindaco sarà presente in lista. Si tratta di Luciano Sguotti, già primo cittadino di Conselve. Non solo amministratori locali però, perché presente in lista anche Virginia Libero, 28 anni, per 7, rappresentante degli studenti in senato accademico. Intanto noi abbiamo scelto di tentare di fare una lista competitiva raccogliendo le migliori energie e risorse del partito e anche vicino esterne al partito, perché fa parte degli impegni che ci siamo presi, cioè fare una lista che racconti la complessità, la pluralità della nostra comunità politica. Ognuno farà la sua corsa. L'unico dubbio che ora resta è la data delle elezioni, che secondo rumors potrebbero essere il 16 o il 23 novembre prossimi. Mentre gli altri non ci dicono ancora quando si voterà, noi siamo pronti. Abbiamo il nostro candidato presidente che ha unito una coalizione molto ampia di centrosinistra. In questi giorni si stanno completando anche le liste nelle circoscrizioni provinciali e per quanto riguarda Padova ho l'orgoglio, l'onere anche di rappresentare e guidare la lista del Partito Democratico nella città di Padova e nella sua provincia. Adesso andiamo a Vicenza, dove vivono ore di grande preoccupazione ed è comprensibile gli abitanti della palazzina di Viale Verona, destinata ad essere abbattuta per i lavori dell'alta velocità. Siamo riusciti a trovare un accordo con Iricav per consentire alle signore Martini di uscire anticipatamente rispetto all'esproprio e per cercare un'altra collocazione. Ovviamente senza quattrini, senza denaro era impossibile che trovassero un accordo, una soluzione intendo dire, ma pare che Iricav molto cortesemente abbia garantito un anticipo congruo per consentire proprio prima dell'esproprio di poter arrivare a una nuova soluzione abitativa. Una situazione burocratica complicata che finalmente è stata sbloccata grazie anche ai servizi di Rete Veneta che hanno sensibilizzato le controparti. In sintesi, una palazzina di Viale Verona destinata dalle mappe ad essere abbattuta per fare posto alla TAV avrebbe lasciato inspiegabilmente integra una porzione in cui tuttora vivono e alloggiano i residenti di 2 appartamenti e 3 negozi. Il consulente tecnico, grazie all'intermediazione del comune,
Comune è riuscito a definire l'accordo con Iricav. La situazione inoltre si stava ulteriormente aggravando. Il fatto che una parte fosse già stata espropriata e quindi abbandonata è diventata preda di malcapitati, di clochard e di gentaglia, diremmo, no? Quindi le due ragazze che vivono all'interno di questa palazzina erano molto preoccupate. Ci tenevamo molto a ringraziare il consigliere Tonello per essersi adoperato molto in questi mesi per risolvere la nostra causa. Ci tenevamo a ringraziare Iricav per essere riuscito a venirci incontro e quindi a darci questo anticipo per poterci permettere di trovare un'alternativa abitativa, e il consigliere Conte, che sono 3 anni che ci segue in questa battaglia. L'abbattimento sarà previsto a primavera 2026 perché c'è l'esproprio, perché c'è la variante da approvare prima dell'esproprio, però l'auspicio è che le signore Martini possano trovare una soluzione abitativa molto prima. Indignazione per il crollo di un muretto sull'ossario del Grappa. Gli alpini dell'ANA dicono: siamo pronti a intervenire. Sentiamo Monica Smiderle. Ci sono luoghi che sono dentro il cuore dei veneti e degli italiani, luoghi che sono pagine di storia, luoghi che sono essi stessi, storie di uomini, storie di soldati, storie di figli caduti per la patria. Questo posto è l'ossario di Cima Grappa, l'ossario della nostra storia. E poi ci sono immagini che fanno male al cuore, che rattristano, che indignano, come le immagini di quel muro crollato che si incontra lungo la strada che dalla caserma a Milano porta in cima all'ossario, un muro franato tanti mesi fa e che è ancora lì a fare brutta mostra di sé, in un luogo sacro, in un luogo del cuore. Domenica non è passato inosservato alle genti venete arrivate in Cima Grappa per la tradizionale cerimonia. Non è certamente passato inosservato a Roberto Frison, grande appassionato di montagna e profondamente innamorato del Monte Grappa e della nostra storia. Vedere quel muretto a terra ancora dopo 1 anno e mezzo rattrista. E se il problema è la burocrazia, questa stride completamente con i valori che rappresenta quel luogo, con la forza propulsiva e la disponibilità dei volontari. Rendiamo onore ai nostri caduti sistemando quel muretto. Rendere onore ai caduti sistemando il muro crollato, questo l'appello alle istituzioni che si occupano dell'ossario, mentre gli alpini dell'ANA Monte Grappa si dicono disponibili ad intervenire anche subito. Sappiamo che abbiamo questo problema al sacrario Cima Grappa, con questo muretto che è franato parzialmente, che porta dalla caserma a Milano al sacrario. Indubbiamente è un disguido che porta un po' di problematiche. L'Associazione Nazionale Alpini da anni è in affiancamento per quello che può al personale militare nei fine settimana per la guardiania, ma anche per quelli che sono lavori poi di manutenzione che vengono sempre naturalmente destinati sotto la direzione del direttore del sacrario. L'associazione è disponibile come sempre, però naturalmente nel rispetto delle regole e del mandato. Gli alpini ci sono, se c'è bisogno degli alpini basta solo chiamare e siamo disposti a fare la nostra parte. La città di Asolo si è fermata per l'addio a Francesco Parisotto, un grande imprenditore del nord-est e storico fondatore del calzaturificio Scarpa. Sentiamo Elena Dal Forno. La chiesa è gremita di familiari, parenti, amici, dipendenti e alpini. Quello di Francesco Parisotto ad Asolo è stato l'ultimo saluto ad un uomo stimato e benvoluto da tutta una comunità che si è stretta attorno ad un imprenditore illuminato e concreto, che ha stretto relazioni profonde e fatto conoscere ed espandere un territorio in tutto il mondo. Mio nonno è stato un uomo giusto, saggio, corretto con tutti, senza eccezioni. Sono certa che il suo sorriso resterà nei nostri cuori, certamente resterà nel mio, certamente mi mancherai e forse mancherai anche a molti dei presenti. Uomini come te hanno scritto la storia industriale del nostro paese. Come nonno hai scritto nel mio cuore la strada per una vita buona.
quella che da domani mi piacerebbe scrivere. Grazie, nonno Checco. Un uomo partito da zero, da Coste di Maser, dove era nato, che insieme ai fratelli Luigi e Antonio prima e ai figli Cristina e Sandro poi, ha dato vita ad un'impresa di caratura internazionale alla quale è rimasto legato fino all'ultimo. Oltre all'imprenditore e al maestro, resterà nel nostro cuore anche l'uomo. Ci commuove ricordarti fuori dal negozio, con un mazzo di rose in mano, pronto a portarle a Teresa. In quel gesto semplice si rifletteva tutto il tuo modo di vivere, con amore, rispetto e dedizione. Il segreto di una vita lunga e piena, dentro e fuori dall'azienda. Oggi noi lavoratori vogliamo salutarti con gratitudine. Grazie per averci sempre visti come persone, prima ancora che come dipendenti. Presenti anche imprenditori dello Sport System che sono venuti ad omaggiare un esempio di dedizione e coraggio, come ha ricordato Don Giuseppe nella sua omelia, ricordando i vari passaggi di tutta la storia di Francesco. Egli ha saputo cogliere delle opportunità, ma anche ha dato opportunità. Tanto lavoro, responsabilità, coscienza per il lavoro ben fatto, ma anche con relazioni, abbiamo sentito, con le persone, relazioni vive, attente, sincere e pronto anche ad affrontare le sfide della modernizzazione. Un minuto e mezzo di pubblicità e torniamo da voi. È stata inaugurata ieri a Jesolo, allo stabilimento Oro Beach, la prima smoking area del litorale, quindi parliamo di fumatori, perlomeno quei pochi che sono rimasti. Altro tassello della campagna Jesolo Respect per il divieto di fumo lungo la battigia e contro l'abbandono dei mozziconi in spiaggia ed in città. Sentiamo Eddie Kaliman. Ulteriore tassello in un ragionamento che stiamo portando avanti sul tema del fumo in spiaggia. L'abbiamo iniziato con il divieto di fumo in battigia previsto per quest'anno con un occhio all'ambiente. Aperta ufficialmente all'interno dello stabilimento balneario Oro Beach la prima smoking area del litorale di Jesolo. È un'iniziativa che ci sta particolarmente a cuore perché unisce due dei valori cardine di Jesolo Turismo, innovazione e sostenibilità, che sono anche i valori che stanno ispirando il rinnovamento dei nostri stabilimenti balneari. Un progetto che rientra nel più grande obiettivo della città di mare, quello della sensibilizzazione contro l'abbandono di mozziconi in spiaggia. Purtroppo l'abbandono di mozziconi è ancora una pratica molto diffusa e vorremmo che scomparisse, e con un occhio alla vivibilità, quindi alla possibilità per tutti gli utenti della spiaggia di vivere in serenità i momenti di relax. Quindi con la nostra partecipata Jesolo Turismo abbiamo allestito questa che è un'area smoking che permette alle persone che desiderano fumare di farlo con socialità in un ambiente accogliente e anche generando un ulteriore plus che è il riciclo dei mozziconi. Oltre a regalare minuti di relax in un contesto dedicato, permette anche ai nostri ospiti di fare del bene all'ambiente grazie alla possibilità di riciclare i mozziconi di sigaretta attraverso la colonnina di Resig. Questi mozziconi di sigaretta daranno infatti vita a nuovi materiali plastici. Soddisfazione dunque per il primo progetto per rendere la spiaggia un luogo smoking free. Contestualmente a questo il comune di Jesolo ha presentato anche una campagna di comunicazione e informazione relativa all'introduzione del divieto di fumo lungo la battigia, provvedimento entrato in vigore a maggio 2025. Iniziative che rientrano all'interno della campagna comunicativa Jesolo Respect. Una serie di norme di buon comportamento per chi visita la nostra città appunto sul tema del fumo, ma che potrà avere altre declinazioni su tanti altri temi nel prossimo futuro. Tutto per oggi, questa sera alle 21:15 come sempre Focus, gli ospiti Paolo Bonafè, Fabio Crea, Denis Frison, Giuseppe Panna, Rosa Poloni, Paola Roma e Matteo Romanello. Grazie ai nostri registi Tony Esposito e Edoardo Paris, ci vediamo stasera, buona giornata, arrivederci.